Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Signore e signori, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay, martedì 6 marzo in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Questa sarà una puntata un po' particolare, innanzitutto perché seguiremo in diretta gli aggiornamenti che ci arrivano da Viterbo, dove il Cosenza sta giocando la semifinale di andata di Coppa Italia e purtroppo il punteggio attualmente è sul 2-0 per la Viterbese. La partita, lo ricordiamo, è iniziata alle 14:30. Noi comunque vi aggiorneremo man mano su tutto quanto quello che riguarda questa gara. Poi parleremo anche di quello che sta succedendo in queste ore in casa Catanzaro. Ieri sera erano arrivate le dimissioni da parte del direttore sportivo e successivamente stamattina quelle del direttore generale e nelle ultime ore quelle del tecnico Davide Dionigi. Intorno a mezzogiorno c'è stata la conferenza stampa del presidente Noto, che dopo ascolteremo insieme a voi, e l'avvicendarsi sulla panchina giallorossa del nuovo tecnico Giuseppe Pancaro. Parleremo di questo insieme ai nostri ospiti. Inoltre oggi abbiamo qui ospiti insieme a noi una classe, la quarta ragioneria, quarta A, indirizzo AFM. Amministrazione, finanza e marketing, che sono qui per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Pare che siano dell'Istituto Pezzullo, mi sbaglio? Sì. Istituto Pezzullo, ok. Vi salutiamo e allora guardate con attenzione che c'è una grossa novità oggi. Allora, coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Buon pomeriggio Silvia, buon pomeriggio, ripeto, Viterbese 2, Cosenza 0, siamo sui titoli di coda, dovremmo essere a 4-5 minuti alla fine del primo tempo, non un buon approccio del Cosenza alla gara, o meglio inizialmente c'era stato un tiro di Baclette che il portiere ha deviato, poi sentiremo anche Pippo Gatto che salutiamo, che ci darà anche le ultime, e poi insomma questo gol, un retropassaggio di Pascali al portiere Zommers, il portiere è andato per respingere, la palla gli è passata sotto le gambe alla Jalapas, amici carissimi che oggi siete qua, io lo definisco un gol alla Jalapas, quindi un'autorete addirittura di Pascali, e poi il secondo gol di Jefferson di testa. Vai a presentare gli ospiti. Anche l'espulsione di Mungo, il Cosenza sta giocando in 10. Allora, presentiamo i nostri ospiti. Capo scouting del Rende Calcio Franco Gagliardi. Buonasera. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Tecnico della Morrone Andrea Spinelli. Sempre primi in classifica. Salve, buonasera a tutti. In bocca al lupo per il futuro, ma state andando alla grandissima. Speriamo sempre meglio. E l'amico Aldo Cennamo. Salve. Allora, prima di... vediamo se c'è Pippo in linea. Pippo Gatto, pronto? Sì, pronto. Pippo, ciao Pippo. allora, raccontaci tu. Ma che cosa sta succedendo, Pippo? Squadra molto nervosa, anche perché siamo al 39esimo, praticamente al 40esimo minuto scoccati in questo momento. Squadra molto nervosa, dopo il gol da Jalapas preso nei primi minuti, retropassaggio di Dermacu che col terreno, possiamo dirlo, veramente ai limiti della praticabilità, dove ci stanno addirittura pozzanghere d'acqua a terra, un terreno pesantissimo, la palla rimbalza su una zolla e inganna Zommers ed entra in porta. 1-0 da Jalapas, proprio da dimenticare. Arriva dopo un po' l'espulsione di Mungo, probabilmente per delle frasi proferite nei confronti dell'arbitro. L'arbitro, ricordiamo, che è un signore che abbiamo già visto purtroppo a Lecce, dove annullò un gol al Cosenza che era stato fatto praticamente sul fischio. Lui dice: io ho già fischiato prima, una cosa incredibile, partita nervosa, gli scappa alle mani praticamente, però dopo quantomeno non sembra, anche se il Cosenza è molto nervoso, non sembra demeritare. Allora c'è stato anche un cambio. C'è il gol del Cosenza in questo momento, ha segnato il Cosenza in questo momento. Ha segnato il Cosenza. Ha segnato il Cosenza, chi ha segnato, sì. Pippo? Adesso vediamo, perché stanno festeggiando. È un gol È importantissimo. arrivato 2-0, Calderini si fuma due grandi occasioni, Zommers fa una grande parata, arriva il 2-0 su un'indecisione del portiere che vede infilare la palla praticamente
nel 7, la giudica fuori, invece la palla arriva lentamente nel 7. Adesso vi dico pure anche il marcatore, perché in questo momento sto cercando di capire che il marcatore dovrebbe essere, se non sbaglio, Bruccini. Il killer del Cosenza è Bruccini. Senti Pippo, mi è entrato pure Calamai o mi sbaglio? C'è stato Sì, è entrato Calamai, il Cosenza è passato al 4-4-2. Vabbè, 4-4-1 perché chiaramente se il Cosenza è un uomo in meno. 4-4-1, ha portato Tuttino sulla fascia, la difesa a 4 con Dorazio che è sceso dietro. 10, il solito gol praticamente dal dischetto, Bruccini che diventa praticamente il killer del Cosenza, e Cosenza che prova a recuperare una partita decisamente non male, malissimo. Chi è entrato, dicevi, Calamai, e chi è uscito? La sostituzione che ha effettuato Braglia? Sì, è uscito, Calamai è entrato al posto di Bognotti perché ha sacrificato un terzino, praticamente l'esterno alto che aveva messo, passando dal 3-5-2 al 4-4-1. Bognotti, che era l'esterno destro, praticamente ha scalato Dorazio a sinistra e ha fatto la difesa a 4. Adesso possiamo dire che il Cosenza sta tenendo molto bene il campo e sta provando ovviamente a testa bassa a recuperare una partita che sembrava sul 2-0, Franco, primo tempo, sembra proprio decisamente perso. Sul 2-1, insomma, provi a giocarsela. Diciamo che c'è stata una reazione, perché Cosenza in 10 sul 2-0, e allora la reazione la squadra di Braglia l'ha avuta per segnare questo gol, insomma. Sì, la reazione c'è, sta provando praticamente a porta vuota poco fa. Non è riuscita la deviazione, se non sbaglio era Dorazio, e un cross di Baclea al centro dell'area, non era Dorazio, mi pare Loviso, che non ci arriva d'un soffio, e niente. Ci sentiamo dopo, Pippo. Ci aggiorniamo più tardi, grazie. Va bene. Grazie Pippo, grazie. grazie. Allora, ricordiamo il parziale: Viterbese 2, Cosenza 1, rete di Mirko Bruccini. Franco, leggiamo la formazione? Sì, la formazione eccola qua, l'avevamo segnata, che sì, ce l'aveva poi appunto data il capo ufficio stampa Gianluca Pasqua. Cosenza con un 3-5-2, con Zommers tra i pali, poi Bognotti, che poi è uscito, come diceva Pippo Gatto poco fa, sostituito da Calamai, Dermacu e Pascali, 3 della linea difensiva, poi in mezzo al campo Corsi e Dorazio gli esterni, con Bruccini, Loviso e Mungo schierato dal primo minuto a fianco di Dorazio sulla linea appunto di centrocampo, e davanti Bacletta e Tutino. Però Mungo dopo 10 minuti è stato espulso, come diceva Pippo Gatto, per una frase ingiuriosa e irriguardosa nei confronti di quest'arbitro che, come sosteneva il collega Pippo Gatto, lo ricordiamo tutti perché aveva annullato un gol validissimo al Cosenza 2 anni fa in quel di Lecce, quando il tiro di Gambino con un drop da quasi metà campo terminò la sua corsa sotto l'incrocio dei pali. Gol regolarissimo, solo per il signor Proietti, come Gigi, non so se è parente del grande Gigi Proietti, ha annullato perché secondo lui aveva fischiato nel momento in cui aveva tirato appunto verso la porta avversaria Gambino. 2-1 il risultato, vai Silvia. C'è stato anche un altro gol sfiorato da parte del Cosenza da Calamai. Benissimo. Allora, andiamo adesso a parlare del Catanzaro, Franco. Sì, vediamo del Catanzaro, vediamo un attimino perché abbiamo la conferenza stampa. Sì. Hai anticipato tu quello che è successo, grande movimento, ieri sera si era dimesso il direttore sportivo Doronzo, poi il direttore generale Maglione ed infine Davide Dionigi. È stato chiamato Pippo Pancaro sulla panchina del Catanzaro. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa. Se siamo pronti, che ringraziamo comunque e salutiamo Luca Chito in regia, Michele Cava che dirige la Camera, e poi Giuseppe? Ah, non c'è Giuseppe oggi, vabbè, ringraziamo quelli che seguono la nostra trasmissione oggi. Se siamo pronti dalla regia, mandiamo subito quello che è successo a Catanzaro, le immagini. Grazie Luca Chito, grazie. Ah, non abbiamo la conferenza? Ah, ho capito. E allora non ce l'avete. E allora se facciamo la diretta telefonica forse è meglio. Questa è la partita che il Catanzaro ha perso per 2-1 a Matera, con una doppietta del centravanti del Matera, poi... Sì, allora, che poi è costata appunto la panchina a Dionigi, Duganzic. Una doppietta di Duganzic, e poi al 53esimo c'è stato praticamente il gol del Catanzaro, che qui
appunto vediamo nelle immagini aveva iniziato bene a Matera con 2 calci d'angolo e il portiere è stato molto bravo, questo portiere dell'Etna del Matera, a sventare le minacce di Infantino. E qui vediamo c'è praticamente un fallo ai danni di un giocatore del Catanzaro, ci sarà Buscacchio, poi Franco, questo argentino, che sarà poi mandato anzitempo negli spogliatoi, e il Matera, se non vado errato e non ricordo male, visto che si è giocato sabato scorso, terminerà la partita in 10. E poi c'è un attacco dei padroni di casa. Mi puoi leggere? Ecco, questo è il primo gol di Duganzic, sì, minuto. Duganzic, al 14° del primo tempo. Nel frattempo io direi, se appunto Luca Chito ci segue dalla regia, di mettersi in contatto col collega Vittorio Giummo di Catanzaro, sentiamo poi quello che è successo in conferenza stampa. Grazie. Qui vediamo il replay del primo gol appunto del Matera, c'è un servizio sulla sinistra, una palla rimessa al centro verso il dischetto e la prende Duganzic, che aveva segnato anche a Cosenza quando Cosenza ha ospitato il Matera, e quindi è il gol dell'1-0. E qui c'è una ripartenza sempre della formazione di Auteri del Matera, 3 contro 2. C'è una palla sempre a destra per Duganzic che si gira e batte il portiere Nordi. Molto bravo comunque questo attaccante, mister? Mi pare che sia un attaccante importante, sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista dei suoi movimenti. È una boa tipica, sì, perché in effetti la struttura è quella di una boa, però è riferimento anche nel momento in cui la squadra si alza in ripartenza. Poi ho visto che Mancino ha segnato 2 gol importanti da centravanti puro, cioè vuol dire che è un grosso attaccante. Benissimo, allora mi dicono che ci sia Silvia in... La telefonata? Sì, col nostro caro amico Vittorio Giummo. Pronto Vittorio? Sì, ciao Franco, buon pomeriggio a te, ai tuoi ospiti e agli spettatori. Grazie Vittorio. Allora, ci puoi riassumere brevissimamente quello che è successo oggi in conferenza stampa a Catanzaro? Grazie. Sì, è stata una conferenza stampa comunque molto breve, è durata appena 8 minuti, poi più avanti, penso anche, non so, domani ci sarà organizzata in detto una conferenza stampa un po' più, diciamo, più tranquilla, più ampia, più tranquilla, perché il Catanzaro davvero in tempi rapidissimi ha cambiato radicalmente lo staff tecnico dirigenziale. Quindi si sono dimessi il direttore sportivo Toronzo, si è dimesso il direttore generale Maglione e ha dato via anche il tecnico Davide Dionigi. È arrivato Pasquale Lo Giudice come direttore sportivo e Pancaro come allenatore. Lo Giudice e Pancaro hanno firmato un contratto fino a giugno del 2019. Ah, quindi 1 anno e mezzo. Si porta dietro anche lo staff tecnico, Pippo Pancaro, che tu sappia? Guarda, sì, sicuramente sì, si porta dietro lo staff tecnico, anche Pasquale Lo Giudice nei prossimi giorni, insomma, si avvarrà di figure di sua fiducia, quindi nel giro davvero c'è stato un autentico terremoto in seno al Catanzaro Calcio, nel giro davvero di poco tempo, di poche ore. Come si dice, ma sono saltate 3 teste e sono arrivati 2 profili, uno di cui vecchia conoscenza e molto apprezzato nell'ambiente qui giallorosso, che è Pasquale Lo Giudice, che ricordo è stato ex calciatore del Catanzaro e anche ex direttore sportivo. Senti, prima di dare la parola all'opinionista, al nostro opinionista Aldo Cenemo, volevo chiederti, però si era parlato di un eventuale ritorno di Erra, così non è stato? No, ma non si è mai parlato, cioè non era mai Vediamo le immagini della presentazione nel frattempo di Pippo Pancaro. Sì, non c'era stato mai non c'era mai un motivo affinché Erra potesse ritornare. Con Lo Giudice e Pancaro c'è anche un progetto finalizzato a traghettare senza danni questo attuale campionato e poi dalla giugno in poi proiettare la formazione giallorossa e soprattutto la società verso un campionato sicuramente impostato in maniera diversa e con ambizioni decisamente diverse rispetto a quella attuale. Bene, c'era il nostro opinionista Aldo Cenemo che voleva farle una domanda. Ciao Aldo. Vittorio, ti saluto. Un abbraccio forte, ti saluto da Cosenza. Ho il piacere di sentirti e di grandi emozioni, perché con Aldo mi lega, col mio povero papà, un'amicizia di tanti anni e mi fa piacere sentirti, Aldo. Vai Aldo. Ti volevo chiedere, io una domanda che ti faccio è questa.
È possibile che il Catanzaro da qualche anno a questa parte non imbrocca più uno? Nel senso che aveva, secondo me, un ottimo e bravo allenatore come Erra. È stato mandato via quando si stava cercando di costruire anche una squadra che doveva essere ancora assemblata. Ha cambiato Erra, ha preso Dionigi e oggi ha preso Pangaro, ma non sarebbe stato meglio probabilmente rimettere in vista Erra, che è un bravo allenatore giovane e probabilmente, conoscendo l'ambiente, poteva dare una scossa alla squadra e quindi anche alla città, che in questo momento è in difficoltà. Ma il tutto è nato praticamente da questa vicenda che sappiamo che è legata al Moneygate, che è stata una spada di Damocle sul Catanzaro. La nuova società è arrivata l'estate scorsa in tempi strettissimi. Il Catanzaro comunque è riuscito ad iscriversi perché mancava pochissimo alla scadenza dei termini e la nuova società ha fatto davvero un miracolo affinché il Catanzaro si potesse iscrivere. Poi dobbiamo anche mettere nel pentolone il discorso che sempre la nuova società ha dovuto mettere mano a 1000 problemi da risolvere. Si è data fiducia ad Erra perché comunque Erra era ancora sotto contratto, ma i risultati tecnici purtroppo non sono arrivati. Erra, per carità, è un ottimo allenatore, però probabilmente non ha, diciamo, quella forza caratteriale e carismatica per una piazza come Catanzaro. È stato un anno travagliato questo per la società giallorossa e per la formazione giallorossa. Sono stati fatti anche degli errori sicuramente tecnici e progettuali, ma probabilmente derivati dal fatto, da una parte, la fretta di dover avviare la nuova stagione e dall'altra anche l'inesperienza della nuova società nel mondo del calcio. Ora credo che con l'avvento, con l'arrivo di Pasqualello Giudice, che comunque è un direttore sportivo che offre determinate garanzie sotto il profilo tecnico e soprattutto un conoscitore dell'ambiente giallorosso, il Catanzaro possa davvero incominciare a guardare avanti in maniera più forte e più ambiziosa. Si ha una società nuova che è forte dal punto di vista economico, però deve fare esperienza e probabilmente quest'anno gli è servito per capire come si muovono i fili nel mondo del calcio. Bene. Grazie Vittorio, grazie. La ringraziamo di essere intervenuto Grazie, con Vittorio. noi. Grazie a te. A risentirci, salve. Grazie. Buon lavoro, ciao. Salve. Vai, Allora, Silvia. Franco, come la vedi tu questo cambio? Con anche un progetto Confusione, a lungo termine, se vogliamo, perché 1 anno e comunque è mezzo. 1 anno e mezzo di contratto. Ma era nell'aria, nel senso che già da un paio di settimane era stata paventata l'idea che il Catanzaro cambiasse. Non pensavo che cambiasse in tutti i protagonisti. Franco, scusami, la giacca altrimenti non si sente nulla. Togli la giacca, c'è lo spallino lì, perché se ci va la giacca di sopra non si sente nulla. Così, benissimo. E che Perché la la sciarpa- scelta della Morrone, questo. La sciarpa la- Madonna mia. Vabbè, la tengo Vabbè, così va bene, così così. va bene. Sono perfette. No, dicevo, era nell'aria, perché in effetti i risultati, anche dopo la sconfitta che c'era stata contro il Rende, il mio Rende, aveva lasciato dei malumori, aveva ancora azionato delle altre perplessità. Non pensavo potesse cambiare tutto così repentinamente. Sì. Anche se, ripeto, so che il Presidente stava lavorando in funzione di nuove entrate per quel che riguarda il discorso tecnico in generale presso il Catanzaro. E allora cosa sto a dire? Sto a dire che intanto le persone che sono arrivate, almeno per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, dà ampie garanzie perché conosce l'ambiente della Lega Pro, assolutamente, no? Mi rifaccio anche al figlio di Benito, Pangaro, che saluto cordialmente, mio ex compagno nella Morrone, che aveva assolutamente necessità e bisogno di rientrare in patria, cioè nella nostra Calabria, per esprimersi in funzione della nuova avventura che sta iniziando da poco. Probabilmente il Presidente sta guardando alle cose anche locali e questo mi fa piacere. Poi per quanto riguarda i risultati che dovranno venire c'è tanto da lavorare, però è nelle corde del Catanzaro, in funzione anche di una buona squadra che in questo momento, anche se non ottiene risultati, annovera in senso generale della rosa,
Perciò c'è tempo per rifarsi e soprattutto poter stare tranquilli per programmare un campionato importante per quel che riguarda l'anno prossimo. Ok, mister Spinelli, secondo lei la figura di Giuseppe Pancaro è adatta a questa piazza? Allora, ricordiamo che sicuramente ha un passato importante da calciatore, come allenatore al momento era fermo da circa 1 anno e mezzo e precedentemente aveva allenato, era stato vice a Modena e poi aveva allenato Juve Stabia e Catania, anche se per stagioni molto brevi. Vice di Marcolini mi pare a Modena, vice di Marcolini. Di Marcolini. Secondo lei la scelta del presidente Noto è ricaduta sulla persona giusta in questo momento? Nel frattempo la regia ci sta mostrando la classifica che dopo andremo a leggere. Come diceva prima il mister Gagliardi, Pancaro, sì. Come diceva precedentemente il mister, sicuramente l'esperienza non manca a Pancaro, ma non mancava neanche a Dionigi, quindi sotto questo aspetto penso che a Catanzaro hanno preso sempre gente di spessore e di valore per la categoria. Io penso che oltre alla società, che deve avere le idee molto chiare, perché a volte si fa molta confusione partendo dall'inizio e strada facendo se ne combinano ancora altre. Bisogna dare tempo, anche se Catanzaro è una piazza importante, è una piazza sicuramente difficile, ma bisogna avere un programma, bisogna buttare giù un programma serio, e se hanno dato in questo momento 1 anno e mezzo sia a Pasquale Lo Giudice, che saluto con piacere perché abbiamo giocato insieme quell'anno di Cosenza, che a Pancaro, è perché evidentemente già dall'inizio vogliono partire bene. Ma nello stesso tempo, come dice il mister, c'è ancora il tempo per cercare di recuperare, perché alla fine il Catanzaro mi sembra una buona squadra. 31 punti. Dai valori espressi e dal gioco, anche dall'ultima partita che abbiamo visto poco fa, dagli highlights, mi sembra che forse non meritava di perdere magari in quella maniera. Poteva benissimo andare in vantaggio e forse si sarebbe prospettata un'altra partita. Quindi bisogna dare tempo. Il tempo purtroppo in queste categorie è difficile, però bisogna programmare per cercare di fare sempre meglio. Bene, Aldo, tu non sei stato mai un grande estimatore di Davide Dionigi. L'hai detto dall'inizio. L'hai detto dall'inizio praticamente che era probabilmente la scelta sbagliata. Ma perché guarda, adesso c'è un altro ragionamento da fare. Di fronte a mister Gagliardi, a Spinello voglio farlo, ma se sono saltati il direttore generale e il direttore sportivo, vuol dire che è stato sbagliato tutta la campagna acquisti. Se sono saltati 2 allenatori, come Erra, bravissimo, e Dionigi non lo conosco, mi sono espresso in quella maniera, poi sono andato a leggere quello che ha fatto Dionigi, non mi sembrava che il Catanzaro avesse, tant'è vero che il Catanzaro aveva puntato su Braglia, poi Braglia è venuto a Cosenza, perché questi sono i fatti veri. Oggi è ricorso a Pancaro, da 1 anno e mezzo che è fuori dal gioco. È un nostro conterraneo e quindi ci fa molto piacere. L'origine di Acri. Un ottimo giocatore, ci mancherebbe. Però io penso per le mie conoscenze, che il Catanzaro o svolta letteralmente per i suoi trascorsi pagine, oppure si affida sempre ad allenatori che devono dimostrare qualcosa, perché adesso Pancaro deve dimostrare qualcosa, ma a 10 giornate dalla fine, con una squadra che purtroppo è una squadra che va a sprazzi, pareggia, perde, vince, è una squadra che non ha continuità di risultati, allora anche Pancaro secondo me avrà le sue difficoltà. Io pensavo e penso, conoscendo anche il presidente del Catanzaro, una persona molto per bene, uno che ci mette sempre la faccia, uno che ha cercato di far uscire il Catanzaro dalle sabbie mobili in cui era caduto, io penso che probabilmente Erra potrebbe essere l'uomo giusto in queste 10 partite per cercare di smuovere qualcosa, perché onestamente adesso per Pancaro non sarà vita facile, basta che Pancaro sbagli un paio di partite e anche Pancaro sarà messo sulla graticola. Certo, il calcio purtroppo paga sempre l'allenatore, spesso dovrebbero pagare chi fa la campagna acquisti e chi fa una campagna acquisti come questa è stata fatta a Catanzaro. Franco, Franco. la posso dire una cosa? Prego. Ma io lo sto guardando.
E lo invidio. Cioè, lui mi deve dire adesso, a parte la lucidità mentale nel parlare di calcio, possiamo un po' snellire questa situazione che è partita con un Cosenza che sta perdendo e con un Catanzaro che... Vabbè, ma noi diamo le notizie dell'ultimo ora, ma per dire, no, la deve andare. Io guardo a lui e dico, ma come fa su Benedetto Cristiano? Oltre ad avere una mente lucida a parlare di pallone, e ne sono convinto che io da lui ho da apprendere quando vado seduto in queste trasmissioni. No, lo sai. Ma come fa a mantenersi così? Come fai a mantenerti così giovane? Cioè, io paro un rimbambito proprio. Lui invece è un uomo. Ma ha detto nell'orecchio prima qualche cosa che non posso ripetere. No, però poi ne parliamo di nuovo. No, lui sa che volevo dire. Ti ho detto che faccio 10.000 passi al giorno, 10.000 chilometri al giorno. Sono invidioso, ma mi ha detto pure un'altra cosa, però sono invidioso. Benissimo, allora Franco Gagliardi. Franco, volevo chiederti una cosa. Sì. Franco Gagliardi giustamente diceva siamo partiti un po' maluccio ad handicap con le notizie, ma le notizie sono queste, che il Cosenza sta perdendo 2-1 a Viterbo a fine primo tempo, speriamo che possa recuperare e magari tornare a casa con un risultato positivo. Sta giocando con un uomo in meno per l'espulsione di Mungo, ai noi, quindi seguiamo minuto per minuto, così come abbiamo seguito la conferenza stampa del nuovo allenatore Pippo Pangara a Catanzaro e tutto quello che è successo tra ieri sera e stanotte. Quindi siamo sul pezzo, al di là della maratona elettorale che c'è stata, e ringraziamo il nostro direttore Attilio Sabato alla grandissima con tutti i nostri colleghi. È chiaro che oggi parliamo di calcio e le notizie dell'ultima ora sono queste. Vai Silvia. Franco, volevo porre l'attenzione anche su un altro aspetto importante, prego. Che era sui siti riguardanti la Serie C oggi. Ci sono penalizzazioni in vista, Siracusa ha avuto un deferimento, si parla da 4 a 2 punti, ancora questo non è certo, ma ci sarà una penalizzazione. Ci sarà una penalizzazione per il Siracusa, così come ci sarà anche per l'Agragas, che ormai praticamente ha gettato la spugna, e qualche altra squadra, il Matera per esempio. Il Matera stanno facendo delle collette, lo abbiamo detto già la scorsa settimana, è una situazione in cui il presidente Colummella, il padrone, è in grandissima difficoltà economica, e lì Auteri sta cercando di tenere praticamente buoni tutti i suoi ragazzi, compreso l'ultimo arrivato Tiscione dalla Ternana, ma non sarà semplice perché alcuni hanno scritto al presidente Gravina, hanno scritto all'AIC dicendo che non hanno ricevuto le spettanze, alcuni sono stati pagati, quindi hanno fatto praticamente un discorso di Serie A e di Serie B a Matera. Alcuni giocatori sono stati pagati, forse quelli che diciamo hanno un nome, sono magari a Matera da qualche anno, e quelli gli ultimi arrivati magari no, quindi sono figli di un dio minore, e questo nel calcio non deve assolutamente esistere. Quindi ci sono delle grosse problematiche a livello economico a Pagani, ad Agrigento, a Matera, e abbiamo detto anche di Siracusa che probabilmente subirà 4 punti di penalizzazione, e questo va a tutto vantaggio delle rende. Poi apriremo anche la finestra rende perché in effetti è una società seria dal punto di vista diciamo economico, paga i calciatori, paga le ritenute, così come sta facendo il Cosenza ormai da più anni col presidente Guaraci, e quindi è giusto e bene, caro presidente Gravina, del quale mi onoro di essere amico, che vadano avanti e si faccia una scrematura contro quelle squadre che hanno praticamente una gamba in meno, e si portino avanti quelle squadre e le politiche di quelle squadre che dal punto di vista finanziario hanno veramente lo zoccolo duro. Bene, vero allora, Franco? Hanno le fondamenta giuste. Certo. Allora, è Vangelo che lo ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria. Intanto da Viterbo ci giungono notizie di un fortissimo temporale, quindi già le condizioni del campo erano molto precarie. Ci vediamo dopo la pausa pubblicitaria per nuovi aggiornamenti. Restate con noi. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. Allora, diamo subito l'aggiornamento in tempo reale del risultato. Innanzitutto da Viterbo, sempre Viterbese 2, Cosenza 1. La partita è trasmessa in diretta su Eleven Sports o Sportube, insomma, come vogliamo dire. Al telefono ci dovrebbe essere Pippo Gatto? No. Sì, ci sono. Ah, ecco, allora Pippo, è iniziato il secondo tempo?
Vi do l'aggiornamento, il Cosenza è 2-1, sta giocando già da 3 minuti e ha avuto un'occasione con una punizione al limite che però la difesa è riuscita a mandare via. L'occasione che prima vi raccontavo, dopo il gol di Bruccini, era stata di Calamai, che ha ricevuto un gran pallone, mentre c'è un altro cambio, il Cosenza 27-21, vediamo subito. No, 27-21 non è, sta cambiando di nuovo la Viterbese, che aveva già cambiato al primo minuto Jefferson con Ghissà, adesso ha cambiato 27-21, ha cambiato, è entrato Sané al posto di De Vito, che si era fatto male all'inizio, nel primo tempo. Il campo è decisamente pesante, sta piovendo a dirotto e posso dirvi che praticamente c'è un insieme di pozzanghere che frenano la corsa della palla e si fa difficoltà a farla viaggiare. Per il resto il Cosenza prova un po' a riprendersi quello che ha perso, però possiamo dire che la Viterbese è attenta e poco fa c'è stata un'occasionissima con Zommers non proprio reattivo e Del Marco ha dovuto allontanare dall'area. Pippo, questo Sommer, si faccia una domanda. Io l'avevo visto discretamente bene a Lecce quando il Cosenza si impose 20 giorni fa contro la formazione di Liverani per 2-0, con gol di Ocherè che poi di Loviso. Quest'oggi ho visto i primi 30 minuti, però mi è sembrato un po', non lo so, l'approccio non è stato quello giusto per quanto riguarda il portiere. Assolutamente no, probabilmente Zommers aveva qualche cosa, non lo so, era molto, posso dire, non concentrato, distratto perché sarà sicuramente stato ingannato dalla Zolla che ha spostato il pallone, perché un passaggio, un piattone all'indietro di Dermacu, cioè lui doveva solamente fare un altro piattone e di mandarla via, e l'ha mancata completamente. Questa cosa secondo me lo ha condizionato anche perché è avvenuto a pochi minuti all'inizio, al quinto minuto, quindi questa cosa lo ha condizionato e il gol che poi ha preso, il secondo gol dove è rimasto praticamente fermo e l'ha giudicata fuori, il colpo di testa di Jefferson che dalle immagini che abbiamo visto poco fa sembra addirittura fatto in fuorigioco, però bisogna vedere sul lancio com'era, perché dalle immagini non è che si capisce bene. Però questa cosa lo ha condizionato nella prestazione. Devo dirti pure però dopo che su Calderini ha fatto una grandissima, non grande, parata con un tiro che al volo dentro l'area, portiere coperto, sarà stato pure distinto, però si è riscattato, insomma. Va bene. Si è riscattato. Allora ricordiamo il parziale: Viterbese 2, 2-1 Cosenza a 1. Viterbo, e stiamo giocando in questo momento, vediamo il cronometro. Stiamo giocando, se il cronometro mi assiste, ecco qua, perché ho telefono, ho cronometro. Siamo al minuto intorno al 6 decimo, e 14. 6 minuti e 14. Va benissimo, grazie Pippo, ci sentiamo dopo. Ok. A dopo, ciao. Allora, introduciamo il discorso rende. Prima però, se la regia ci aiuta, vediamo la classifica di quello che è successo sabato. Campionato di Serie C, girone C. Ecco la classifica. Allora, Lecce sempre in testa, 59 punti, segue Catania 52, Trapani 50, Matera 43, Siracusa e Rende 42, Juve Stabia 39, Monopoli 38, Cosenza 36, Bisceglie e Francavilla 34, Sicula Leonzio, Catanzaro 31, Casertana 30, Regina 29, Fidelissandria Paganese 24, Fondi 23, Agragas 11 punti. Allora, questo rende al sesto posto 42 punti insieme al Siracusa. Siracusa però che potrebbe subire delle importanti penalizzazioni, quindi a quel punto la classifica nella parte superiore si capovolgerebbe quasi totalmente per quanto riguarda dal quinto al settimo posto. Allora, Franco, tu, Gagliardi, no? Gagliardi in qualità di caposcouting del Rende, insomma, salvezza raggiunta, ci eravamo visti la scorsa volta che ancora mancava qualche punto, adesso a 42 punti stiamo vedendo anche le immagini di Rende e Bisceglie, terminata sul punteggio di 1-1, Rende che prima aveva segnato prima il Bisceglie, poi quasi nel finale il Rende ha raggiunto il pareggio con Gigliotti. Allora,
Se possiamo tirare una somma? Sì, intanto sul fatto di essere definito capo scouting vorrei fare una precisazione. Prego, Franco. Lo scouting lì lo hanno fatto e lo continuano a fare quelli che hanno gestito l'approcciamento, quello che hanno gestito l'assemblamento di questa buona formazione, mista di giovani importanti che stanno diventando ancora più importanti con l'aiuto di qualche anziano, che sono abbastanza pochi. E mi riferisco al direttore sportivo Giambattista Martino e diciamo, l'entourage del Rende, che è risaputo a capo il presidente Coscarella e Giardullo, è normale. Allora la mia figura è di supporto a tutte quelle che sono le figure nell'ambito del Rende che stanno lavorando. Sì. Dico questo perché in effetti dobbiamo dar merito a quelli che... Franco, scusami, questo è il primo gol. Sì. Mi è sembrata la difesa un po' distratta. Jovanovic ne ha approfittato, bravo. Avevano preso il palo, quindi l'approccio, come ha detto poi Bruno Trocino a fine partita, il primo tempo non è stato dei migliori. No, non è stato dei migliori, l'approccio non è stata una delle migliori, la partita in generale che abbiamo disputato. Meritavamo di perdere, tra parentesi, per quello che la squadra avversaria ha fatto soprattutto nel primo tempo, ma ci sta pure che un Bisceglie che io lo conoscevamo un pochettino, conoscevamo un po' tutti, si è dimostrato una squadra valida negli elementi a disposizione, perché sono tutti dei 94 e 95 che potrebbero giocare in qualsiasi squadra di Lega Pro, sicuramente. Sto facendo un applauso a questo Bisceglie. Sì. Magari la classifica in questo momento non rispecchia quello che è la mia considerazione del Bisceglie, però devo dire, per quello che ha fatto, per quelle che sono le nostre conoscenze, per quanto riguarda la validità di questi calciatori, domenica meritavano qualche cosa in più del pari, assolutamente. Noi non abbiamo rubato niente, perché nel secondo tempo, anche e soprattutto per merito del nostro allenatore, che per certi versi nello spogliatore è riuscito a fare delle considerazioni diverse da quelle che lo avevano portato a mandare in campo una formazione, correggere, non dico errori, correggere. Franco, scusa, me lo puoi descrivere questo gol da battuta d'angolo alla palanca? Guarda, io sono contento che qualcuno l'abbia toccato. Sono contento no, l'ha mandato direttamente. Probabilmente lì c'è un errore determinante, non tanto dell'uomo che sta sul palo, ammesso che ne ci sia uno, ma del portiere, il quale ha fatto un passo avanti, probabilmente convinto che la traiettoria andasse un po' più verso il centro del campo. Invece la traiettoria, voluta sicuramente da Gigliotti, perché è capace di fare queste cose, magari è incapace di farne altre, oppure perché è meridionale, c'ha la testa volubile, no? Però lo conosciamo. Quello che mi fa impazzire del mister, che nonostante ciò, dopo tanti anni che lo rivedo sempre con gran piacere, c'ha una grinta che è fuori dalla normale. La grinta di Franco è ad alti livelli. Ma no, io ti ringrazio, ma io quello che dico su Gigliotti è vero. Gigliotti è il prototipo del calciatore meridionale di casa, il quale per potersi imporre in determinate parti a tutti i livelli ha bisogno di spinte, di supporto e psicologicamente di aiuti particolari. Noi meridionali siamo per certi versi siamo indietro agli altri. Cioè noi non sappiamo parlare l'italiano in maniera brillante, non abbiamo quell'accento mimicocò, però e allora questo ci penalizza moltissimo, però se no è un giocatore importante che potrebbe essere ancora più importante per noi, che non siamo lì alla ricerca dei campioni del mondo, perché non ce lo possiamo permettere, però di persone che rimangono per tanti anni in questo ambiente e grazie al supporto societario riescono a imporsi, come dovrebbe ancora di più Gigliotti e di company. Vai Silvia. Mister Spinelli, allora questo Rende ormai al 6° posto, tra qualche gara si inizieranno a fare un po' di conteggi per eventuali playoff. Ma l'abbiamo già detto anche in altre occasioni, penso che sia la rivelazione di questo campionato. Cioè, rivelazione sotto tutti i punti di vista, sia organizzativi, tecnici che di risultati. Effettivamente bisogna fare un plauso a questa società che domenica dopo domenica sta cercando di portare avanti, cioè il nome del Rende Calcio, e cercare di fare sempre i campionati più belli possibili. Questa è la pura e vera realtà, e bisogna accettare quello che poi è il risultato del campo, che gli dà ragione, perché domenica dopo domenica su qualsiasi campo dove loro vanno, come dice il mister, indipendentemente
dal primo o dal secondo tempo. Scusatemi un attimo che vi interrompo, è stato espulso Loviso. Il Cosenza è 9 uomini in questo momento. Questo dispiace. Ci ritorniamo dopo. Questo purtroppo dispiace molto. E come stavo dicendo prima, giustamente il mister accentuava primo o secondo tempo, però alla fine i risultati vanno tirati, i numeri vanno tirati alla fine, mister, quindi penso che sotto questo aspetto bisogna fare un plauso a questa squadra. Ma ti dirò anche di più, guarda, se mi permetti Franco. Sì, nel frattempo, Certo, dunque tu, Franco Gagliardi, Silvia, brevemente Aldo Cennamo e Pippo Gatto, perché vorremmo capire questa seconda espulsione del Cosenza. È stato espulso all'inizio Mungo e adesso qualche minuto fa è stato espulso Loviso. Cosenza è 9 uomini e sta perdendo per 2-1 a Viterbo contro la Viterbese. Franco, scusami, ti sei interrotto. No, Andrea doveva scusami. finire. Io mi stavo ricollegando ad Andrea, che ha detto la verità, ci sta dando forse dei meriti in più, ma io riconosco questi meriti, no? Perché in effetti una società che ha saputo programmare ha saputo allestire una buona squadra, è normale che c'è un buon allenatore, questo lo dico, e a Cosenza state attenti su questo allenatore, perché anche Cosenza deve incominciare a imparare, a dare dei meriti a quelli che sono cresciuti e nati in questa città, a tutti i livelli. Perché così come abbiamo un parterre importante di veri cosentini, tipo Cenno, Franco e la stessa mia amica vicina di casa, Silvia. Sentiamo Pippo. No. C'è Pippo, ci sei? È veramente una cosa vergognosa. Rosso diretto, vero? Ma un'espulsione incredibile, anche perché Loviso è andato sul pallone, è arrivato scivolando campo pesantissimo e non ha assolutamente fatto alcun fallo. Il giocatore era già a terra perché c'è stato l'intervento di Dermacu, erano scivolati tutti e due, si è ripreso, si era alzato, è arrivato di corsa, Loviso è andato sul pallone senza neanche toccare il giocatore. Vergognoso, una decisione vergognosa, veramente, guarda, c'è molta rabbia, tant'è che tutta la panchina del Cosenza è andata in campo a protestare vivacemente, si temeva anche che pigliassero anche l'arbitro la terza divisione, ma è una cosa che non ci... Due rossi incredibili, ma veramente due rossi che lasciano un po' adito a molti sospetti, è una gara decisamente che non si vede, non se ne capisce il motivo. Lui che è di Terni, vicino a Viterbo, praticamente sicuramente vicino anche al presidente Camilli che è di quelle parti, non dico nient'altro. Franco, gli animi sono esasperati. A che minuto siamo? In questo momento io ho sempre il problema che ho il cronometro sul telefonino, devo assolutamente... 62esimo mi pare siamo comunque. Al sedicesimo. Va bene, ti chiameremo per intervenire successivamente. Grazie Pippo, grazie, però finiamo il giro. Questo mi pare che l'ho detto io all'inizio, l'ha detto Pippo, è quel famoso arbitro di Lecce di qualche anno fa. E non lo so se è un insipiente in materia, perché lo sta dimostrando da quello che ci dice Pippo, non ho motivo di dubitare. Poi insomma anche gli amici da casa vedranno nelle nostre trasmissioni, anche nei TG questa sera alle 20:30, quello che poi in effetti è successo anche domani. Comunque è un rosso diretto. È un rosso diretto, perché Loviso è andato in scivolata, il giocatore era già a terra e quindi insomma vedremo quella che è stata poi la direzione arbitrale. Avevamo dei dubbi all'inizio e Pippo ci ha messo il carico da 11. Vai Silvia. Aldo, surrende così. E non finisce qua, ve lo dico adesso. Siamo al 15esimo, caro come Gagliardi, non finisce qua con quest'arbitro. Finiamo un attimo il giro sul rende. Mi sono già espresso tante volte, sono d'accordo con mister Gagliardi, perché quando si programma i risultati arrivano. Il Rende ha fatto un'ottima cosa nel momento in cui ha pensato di mettere in campo non solo come allenatore, come direttore sportivo, come direttore generale, come osservatori, persone che capiscono di calcio, ma soprattutto gente che ha sangue calabrese. Questa è una cosa, in Calabria non mancano le figure capaci di fare calcio. Non dobbiamo smettere di andare a prendere questi sapientoni che vengono da chissà dove, vengono qui e poi vengono esonerati, cacciati, perché poi alla fine dimostrano il loro vero volto. In Calabria c'è tanta professionalità, capacità, competenze. Il Rende ha sfruttato queste occasioni. L'ha sfruttate, scusami, in un modo serio. Il Rende oggi ha 41 punti.
fra qualche giorno si troverà 42 al terzo posto, perché anche il Matera potrebbe subire il quarto posto. Il Rende andrà ai playoff e ci andrà non da squadra Materazzo, ma da squadra protagonista, perché chi parla ancora del Rende che è una sorpresa e sbaglia proprio vocabolo. Il Rende è una grande realtà nel mano, dei semiprofessionisti. Nel frattempo Zommers ha salvato il risultato, perché ha salvato il 3-1. Speriamo bene. Vai Andrea. Io ho parlato in questa maniera, indipendentemente, giustamente come diceva mister Gagliardi, allenatori, tutto quello che vogliamo, perché poi alla fine è normale che, io dico, per guidare la Ferrari, mister, deve avere anche un buon pilota, e devi avere un'equipe che ti segua e che ti dia un pochino di ampiezza. Però non ci dimentichiamo che questo Rende ha fame, e hanno saputo creare un giusto mix in una rifondazione. Non ci dimentichiamo che questa è una squadra che per 2 anni di fila è arrivata a disputarsi i playoff di un campionato interregionale. La stessa squadra, con qualche innesto di esperienza, come ha detto il mister, e la fame di voler arrivare a tutti i costi, ha fatto sì che questi siano i risultati attuali di oggi. Quindi chiaro, in una programmazione bisogna tenere presente tutte queste cose. Anche il mister che Redea è un mister ormai che è un grande protagonista, sarà un grande protagonista del calcio italiano. Sono 4 anni che vince, è bravo, è professionale, è uno serio, è uno che lui si riesce a stare in panchina e sa anche vedere la partita, anche nei cambi che fa. Aldo, come ha detto il mister, che questo è un mister che sicuramente avrà un futuro meraviglioso. E se lo merita, perché se mister Gagliardi poco fa ha detto che il primo tempo il Bisceglie meritava di vincere e il secondo tempo si è trovato una squadra trasformata, questo gli si deve grazie all'allenatore che è entrato in uno spogliatoio e ha messo a quadro quella che poteva essere una disfatta invece di un risultato positivo. Quindi va dato merito all'allenatore che ha saputo mantenere questa situazione. Mister Spinelli, parliamo un attimo della Morrone. Lei è il tecnico della Morrone, prima in classifica, giusto? Sì. Ok. Sì. Niente. Questo è il secondo anno, no Andrea, che sei sulla panchina della dopo Morrone, qualche giusto? anno che mi ero tirato fuori dal mondo del calcio, devo dire che questa società mi ha dato la possibilità e la voglia, ecco, il discorso che facevo prima, di rientrare a far parte di un rettangolo di gioco, e devo essere sincero, li devo ringraziare molto, perché non solo la loro organizzazione che mi ha spinto ad accettare questo incarico, ma poi ecco, sono 2 campionati splendidi che stiamo facendo, speriamo di portare a termine anche quest'altro di prima categoria, cercando di vincerlo, ma con l'occasione devo dire anche che la nostra società, mister, è attenta in tutto e per tutto, perché oltretutto te l'avevo promessa in un nostro incontro. Qual è la sorpresa? Mi faccio capo della mia società e non potevano regalare la maglia a un bomber, e nonché uno che ha calcato e ha indossato e ha giocato con la Morrone tanti anni, e ha preferito regalare la maglia al mister Gagliardi. Numero 10 Gagliardi. La merita. Con l'augurio che possiamo riportare la sua Morrone ai campionati che contano. Quanti punti ci sono sulla seconda? Abbiamo 8 punti di vantaggio. Però quante partite mancano? 7 partite al termine, però loro hanno una partita da recuperare, quindi speriamo bene nel proseguo. Vabbè, noi tifiamo per la Morrone. Grazie mille. Allora, Franco, dimmi. Ancora non è tutto fermo sul 2-1, non ci sono state neanche sostituzioni. Vogliamo sentire quello che ha detto l'amico Bruno Trocini? Sì, ascoltiamo quello che ha detto il tecnico del Rende. Trocini dopo Rende Bisceglia, grazie dalla regia. Non abbiamo fatto bene il primo tempo, assolutamente. Eravamo sempre in ritardo, qualche giocatore, penso sia la prima volta quest'anno, insomma, che almeno 5-6 giocatori mi sono sembrati un po', magari in giornata non so darne una spiegazione, però al tempo stesso c'è stata la reazione al secondo tempo, siamo stati anche bravi e fortunati a riprendere la partita, anche se penso che insomma pareggio fosse il risultato più giusto. Alla fine si è giocato meglio loro il primo e meglio noi il secondo. Sì.
fossimo riusciti magari a segnare un po' prima, probabilmente avremmo provato anche a vincere la partita, però alla fine insomma non ho nulla da dire perché ritengo che sia un risultato giusto. Bene, allora c'è stata anche un'altra sostituzione per il Cosenza, dentro Perez, fuori Baclé. Cioè, allora Franco sta Franco, giocando in 9, lo vogliamo ripetere a chi ci segue da casa. Viterbese 2, Cosenza 1 è la prima semifinale, quella di andata, si sta giocando sul terreno di gioco di Viterbo, il Cosenza è in 9 uomini per l'espulsione prima di Mungo e successivamente qualche minuto fa di Loviso, rosso diretto, e in questo momento, come diceva giustamente Silvia, è entrato Baclet che è stato schierato... No, Perez, scusami, al posto di Baclet, che Baclet è stato schierato dall'inizio insieme a Tutino, con Mungo poi a sostegno di questa coppia d'attacco. Mungo che però è stato espulso, come dicevo prima, agli inizi panchina della gara. Franco, c'è anche Ramos, Okereke e eventualmente anche Palmiero che potrebbero subentrare. Ci sono due allenatori, qui il problema non è il discorso della panchina, è cercare di portare a casa su un terreno abbastanza pesante, come diceva Pippo Gatto, poi lo chiameremo da qui a qualche minuto, magari questo risultato che è maturato, questo 2-1, perché giocare in 9 uomini, 2 uomini in meno, ha un significato importante. Un significato importante, caro mister, sarebbe tornare a casa con questo 2-1, perché ti permetterebbe poi martedì prossimo, al ritorno a Cosenza, il giorno 14, esattamente, con un gol praticamente di eliminare la Viterbese. Vorrei sentire proprio mister Gagliardi. In questo momento comunque ti rende certo di quello che pensi del Cosenza. C'è lo campo pesante e questo l'aiuta tranquillamente in questo momento, anche se si è in 9, no? Però era sotto i 2 gol e è andato a fare il 2-1. E fa un cambio Baclet ed entra Perez. È normale, no? C'è anche un altro discorso. Franco, scusami, sì. Forse Silvia mi fa segno che dalla regia dovremmo un attimino fermarci. Abbiamo la pausa. Poi continua il tuo discorso. Quindi tornate con noi per la terza e ultima parte di replay. Nel frattempo vorrei salutare i ragazzi della quarta A, Ragioneria Pezzullo, indirizzo AFM, che poi andranno via, quindi li salutiamo adesso e li ringraziamo di essere stati con noi. Grazie, Grazie alla prossima. a tutti, a tra poco. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentornati per la terza e ultima parte di replay. Allora, il parziale, sì, ricordiamo che Viterbese Cosenza è sempre sul 2-1. Siamo intorno quasi all'80°. Franco, finiamo. E poi ci colleghiamo con Pippo Gatto. Allora chiudo subito perché è normale che debba chiudere. Cioè, volevo riferire che il Cosenza, anche in inferiorità, un po' aiutato in questo momento da un terreno reso fangoso, quasi impraticabile, però per la intelaiatura che si può permettere anche di giocare contro la Viterbese in 2 uomini in meno, mi fa vedere la statura di questo Cosenza, a cui non disconosco delle qualità importantissime per questa Lega Pro, che va a merito della società, di chi la conduce e degli stessi calciatori. Mi lascia un pochettino così perplesso queste 2 espulsioni, voglio valutare meglio poi queste espulsioni che il Cosenza non deve permettersi dall'indomani di una partita, pensando che c'è un ritorno e una partita che il Cosenza ha nelle mire per quanto riguarda i risultati finali, perché questo arrivare il più in avanti possibile, magari vincere questa Coppa, permetterebbe dei vantaggi enormi a questo che merita. Però io ripeto, la struttura del Cosenza è tanto importante che forse mi fa anche gioire e dico come su scarsi la campionato. Franco, io vorrei ricordare, volevo ricordare agli amici di Silvia che ci seguono da casa che nel caso in cui il Cosenza, Viterbese, Alessandria o l'altra squadra che diciamo è arrivata in semifinale, se dovessero poi alzare la coppa come fu quella del Cosenza di Roselli di qualche anno fa,
passerebbero anche 2 turni di playoff, quindi si presenterebbero ai Sembra playoff niente. al terzo turno, signori miei, bravo, sembra niente, quindi questo è molto molto importante per quanto riguarda il discorso La posta in in chiave palio playoff. Perciò non è molto non alta. giustifico queste espulsioni. No, quella di Mungo è stata una Bisogna frase detta valutare, all'arbitro, l'arbitro si è ma voltato, era a io non l'ho 20 vista, metri. Franco, io non metto in dubbio la parola del nostro Di Pippo. di Pippolo, però voglio vederla. Se dovesse esserci qualche ragione da addebitarla al calciatore, non mi sta bene. Benissimo, allora, Pippo, ci sei? Sì, sono qui. Raccontaci. Siamo al 32esimo, diciamo che una predominanza territoriale da parte della Viterbese non può essere diversamente con il portiere che spesso e volentieri si trova dalle parti della metà campo. Il campo è pesante, non permette di fare grandi cose, ma il Cosenza sta, come si dice, vendendo cara la pelle, addirittura con una conclusione che è riuscita a fare poco fa. Possiamo dire che ha di nuovo cambiato la squadra, Braglia mettendo dentro Palmiero al posto di Tutino, in modo da poter gestire ha fatto benissimo, ha fatto benissimo che ti devi difendere. Il gioco della squadra, no, ha bisogno del regista che comunque distribuisce i palloni, era quello che faceva Loviso. Ha robustito il centrocampo, giusto? Esatto, ha dovuto aggiustare e mettere a posto il centrocampo. Mentre la Viterbese ha messo dentro un'altra punta, ha messo quel De Sosa che aveva giocato col Fondi e ha fatto un gol all'inizio stagione. Il Cosenza ha cambiato anche in avanti, ha messo Baclé, ha tolto Baclé e ha messo al suo posto Perez e adesso si sta provando un po' a giocare mentre sta correndo in questo momento il minuto e ancora col cronometro che abbiamo il minuto 33, sta provando un po' a fare la sua partita, qualche palla lunga, si prova a far viaggiare la palla dall'altra parte del campo, mettendo in difficoltà, dobbiamo anche dirlo, i padroni di casa. Si gioca, si vende cara la pelle, però questa espulsione di Loviso veramente incredibile, tra altre cose ti hanno tolto per la gara di ritorno uno dei giocatori più validi che avevi, uno di quelli di cui avevi veramente bisogno. L'espulsione di Loviso grida vendetta per il semplice motivo che il giocatore arriva di corsa sulla palla, non accenna assolutamente ad alzare il piede e colpisce il pallone e non prende addirittura il giocatore. È una cosa veramente incredibile. Pippo, scusami, però, continua a piovere lì? Continua a piovere a Viterbo? No, è uscito il sole, guarda Addirittura. Franco, una cosa come possiamo dire, sembra proprio anche che il tempo ci si Marzo Pazzarello, Marzo Pazzarello. Il campo sì, è inzuppato di più, inzuppatissimo, sembra di vedere il campo della Morone quando pioveva con pozzanghere d'acqua da tutte le parti. E poi addirittura la palla non viaggia, va molto lento, e poi questo sole che esce ed entra proprio ad illuminare. Più che marzo è veramente una giornata incredibile. Bene, grazie Pippo, ci sentiamo poi per il finale. Va bene, grazie a voi. Grazie Pippo. Allora, perfetto. sempre 2-1 per la Viterbese, ribadisci Silvia? Sì, Così risultato Viterbese 2, Cosenza 1. Al momento mancano circa 10 minuti, 10-12 più minuti. eventuale recupero. Allora, andiamo a vedere quello che sarà invece il prossimo turno di campionato, così lo commentiamo insieme ai nostri ospiti. E poi parliamo anche della Regina. E su poi questo parliamo prossimo anche della turno, Regina. Che a piccoli passi si sta portando verso, diciamo, il porto della salvezza. Andiamo a vedere. Il Cosenza giocherà a Bisceglie domenica alle 18:30. Sì. Andiamo Poi Catanzaro-Trapani, quindi già una sfida importantissima 14:30 per il nuovo tecnico. Juve Stabia-Agragas, Lecce-Matera, Paganese-Rende, domenica alle 14:30. Sì. Fondi-Fidelissandria, Regina Monopoli, 14:30. 14:30, Sicula Leonzio Catania, Siracusa Casertana. Insomma, delle gran belle sfide. Partiamo subito con Franco Gagliardi. Allora, Paganese Rende, che partita sarà? Dovrebbe essere una partita di riscatto per quel che riguarda soprattutto la prestazione, non per quanto riguarda il risultato, perché il risultato ci è andata bene. Io ho fiducia e l'allenatore e tutta la società si stanno adoperando in questa settimana. Sono convinto che andremo a fare una partita importante per poter avere ancora di più autostima in funzione di quello che ci aspetta verso la fine di questo campionato, sicuramente.
Mentre prima parlavamo appunto del Bisceglie che ha affrontato proprio il Rende sabato scorso, che invece adesso il Cosenza andrà ad affrontare. Per quanto riguarda il Bisceglie, noi a microfoni chiusi ho detto la mia. È una squadra importante per quel che riguarda il discorso potenziale di ogni calciatore che fa parte della squadra, della rosa. A giovani tra il 94 e il 95 che sono importanti, possono giocare in qualsiasi altra squadra, strutture forti, tecnica abbastanza al di là di quello che può prevedersi per quanto riguarda questo campionato, giocatori da essere attenzionati da qualsiasi squadra che vuole allestire per rinforzarsi una squadra competitiva. Mentre la tua ex squadra, appunto la Regina, sabato scorso ha conquistato un punto ad Andria e a piccoli passi, insomma, riesce a mantenersi. Ma ha trovato equilibrio il presidente praticò a far sì che tutti gli addetti ai lavori si stringessero intorno alla squadra. I risultati non hanno condizionato nessuno, forse c'è stato un mormorio nell'ambito della città. Stiamo vedendo appunto le immagini. Però ritengo che tutto quello che sta avvenendo a Reggio, che poi porterà sicuramente a una salvezza, potrà essere la base per un programma migliore per quanto riguarda il futuro. Pancaro dovrà affrontare subito la terza forza del campionato, il Trapani, che vive un momento di grande forma. Ma attualmente ritengo che Catanzaro ha nelle corde la possibilità di vincere o perdere contro chiunque. Queste sono immagini di Andria, Franco. Fidelisandia, Regina 0-0. Parlavo prima dei piccoli passi della formazione di Maurizio. Il cambio se lo ha fatto il presidente, vuol dire che si è reso conto che c'era bisogno del cambio. Io invito soltanto i catanzaresi a non essere troppo impazienti per quel che riguarda la costruzione di una squadra che poi dovrà portare il Catanzaro stesso a grandi livelli. Mister Spinelli, allora andiamo per ordine. Paganese Rende. Ma penso che, come ha detto poco fa Mister Gagliardi, un po' un testacodo il Rende ha nelle sue corde la possibilità, ecco, di fare un buon risultato, ma dall'altra parte hanno cambiato anche l'allenatore a Pagane, c'è il mio amico De Sanzo, quindi sotto questo aspetto penso che anche loro, visto e considerato che servono i punti per salvarsi, non è una partita facile, quindi sicuramente l'ambiente non è dei più tranquilli, ma penso che il Rende possa uscire fuori da questa partita. Il Cosenza va a Bisceglie? Ma il Cosenza va a Bisceglie ed è un'arma a doppio taglio. Io parlavo a microfoni spenti con il mister e di questo Bisceglie se ne parla benissimo, ha già detto tutto quanto lui, ma dall'altra parte c'è un Cosenza che ha l'esperienza e quando incontra una squadra del genere può far sì che a volte una partita che può sembrare difficile sulla carta possa diventarla facile. Bene. Poi invece il Catanzaro ospiterà il Trapani. Il Catanzaro ecco, è una partita importante, una partita difficile che forse per gente come Pancaro e lo giudice hanno bisogno di questa tensione. Quindi sicuramente è una partita tosta, dura, che io mi auguro che loro riescano a vincerla per cercare di tirarsi fuori da alcune situazioni e cercare di trovare un ambiente tranquillo per poter lavorare sul futuro. Loro ormai hanno fatto questa scelta e si devono concentrare su tutt'altro, penso. Sentiamo Aldoceno e poi siamo all'86esimo. Sì. Vediamo poi di collegarci tra qualche minuto, ricordo alla regia Luca Chito, con Pippo, così andrà poi eventualmente a terminare e ci dirà quello che è il risultato finale di questa prima semifinale appunto tra la Viterbese e il Cosenza di Coppa Italia. Vai. Aldo, allora, probabilmente il big match della giornata è questo Matera-Lecce. Il Matera adesso ha problemi societari, ha una serie di situazioni che probabilmente influirà anche su tante cose, però il Matera ha un allenatore di altissimo livello, ha una squadra anche di giocatori importanti, perché tutta questa situazione che si è creata a Matera è perché il Matera l'anno scorso ha speso tantissimi soldi, quest'anno ha speso altrettanto, adesso si è trovata probabilmente in difficoltà perché purtroppo la situazione è quella che è. Io mi auguro che il Matera
portare a casa questo risultato per rendere questo campionato ancora più bello, perché poi vedremo anche che cosa fare il Catania, perché la partita ancora è aperta a 7 punti, però in questo campionato a 3 punti per ogni, che si possono fare per ogni partita che si vince, tutto ancora è possibile. Se il Matera dovesse fermare il Lecce e il Catania dovesse vincere, si riapre un bel campionato e noi fino alla fine staremo qui a commentare chi vincerà questo campionato. Paganese Rende. Paganese Rente, come dicevano i due mister, è una partita importante per il Rente, ma il Rente, guarda, il Rente secondo me si sta esprimendo anche bene fuori casa, il Rente viene da risultati importanti fuori casa, secondo me a Pagani il Rente non perde, non so se vincerà, ma sicuramente porterà a casa e farà muovere la classifica. Bisceglie Cosenza. Questa è una partita difficile, una partita sapendo come giochi il Bisceglie per le confidenze che ci ha fatto mister Gagliardi e mister Spinelli, secondo me è una partita che il Cosenza deve assolutamente non perdere, perché il Cosenza sì, sta pensando alla Coppa Italia, perché se dovessimo vincere la Coppa Italia faremo le cose che dice Franco, andremo forse ai terzo turno. 3 turni, però bisogna pensare soprattutto al campionato. Questa partita di Bisceglie ti può far salire in classifica, come ti può portare il Bisceglie a ridosso del Cosenza o a parità del Cosenza. Quindi è una partita molto ma molto delicata. Franco. Sì, io volevo dire 2 cose per quanto riguarda quelle che sono prime in classifica, mi riferisco al Lecce e al Catania. Il Lecce ospiterà, abbiamo detto, il Matera fuori casa lascia un po' a desiderare, però insomma è una partita tutta da seguire, come dicevano sia Franco Gagliardi, 2 allenatori, che Andrea Spinelli, che è lo stesso nostro carissimo Aldo Cennamo. Ogni partita poi ha una sua storia, è vero che ci sono problemi finanziari importanti in casa del Matera, però la squadra insomma si sta esprimendo bene, sta cercando di raccogliere il massimo sul campo, perché poi sa già che ci saranno dei punti di penalizzazione, quindi andrà anche a Lecce a vendere cara la pelle. La stessa cosa per il Catania, ci sarà questo derby contro la Sicola Leonzio, allenata da Aimo Diana, che da quando l'ha presa in mano insomma l'ha portata fuori dalla zona play-out, quindi anche questa da seguire, con un vantaggio naturalmente sulla carta per quanto riguarda appunto la formazione del riconfermato Lucarelli. Per quanto riguarda invece il Rende, si sono già espressi, è una partita a Pagani del riscatto, anche se il Paganese, come diceva l'amico Andrea Spinelli, ha cambiato allenatore, necessita di quei punti importanti per poter rialzare la testa, e quindi anche lo stesso Bruno Trocin ha detto che il primo tempo non gli ha fatto piaciuto e chiede un riscatto alla propria squadra per dare una continuità dei risultati. Per quanto riguarda il Cosenza, stiamo seguendo in diretta quello che è al momento il risultato della Coppa Italia, deve dare anch'essa una continuità dei risultati, perché è caduta dopo 11 risultati utili consecutivi a Caserta. Lo stesso Franco, c'è stato il terzo gol della Viterbese. Ecco qua, ci arriva adesso in diretta il 3-1 della Viterbese. Sì, 3-1 della Viterbese, non sappiamo ancora il marcatore, però lo sappiamo. Vabbè, però dicevo, era già il 2-1 andava benissimo per il Cosenza, il 3-1 diventa sul rigore ha segnato la Viterbese. Sul calcio di rigore. Sì. E quindi diventa difficile poi da ribaltare, ma il Cosenza poi il 14 ci proverà con tutte le proprie armi per cercare al 90esimo. Esatto, di fare praticamente sua la gara, almeno con 2 gol di scarto, perché mi pare che i gol poi valgono il doppio. Valgono doppio, quindi vedremo un attimino quello che... Il gol del Cosenza fuori casa sicuramente ha avuto un valore importantissimo. Vediamo se c'è Pippo. Pippo, chiamateci Pippo Gatto che commentiamo con lui. Diceva mister Gagliardi, ha fatto un segnale? Ma c'era un rigore. E non lo sappiamo, Franco, non l'abbiamo visto. Noi dobbiamo sapere. Adesso praticamente perché ci dovremmo mettiamo capire quest'arbitro che si è messo in testa. Ve l'avevo detto io che non era finita, 2 espulsioni. Andrea, te l'avevo detto io, e non finisce qua, ve l'avevo detto, e non finisce qua. Proietti di derby. Marcatore De Sousa. Ah, De Sousa. Pippo, ci sei? Sì, ci sono, devo anche dirvi che purtroppo il risultato è cambiato, il Cosenza perde 3-1 per un rigore assegnato alla Viterbese. Sì, l'abbiamo detto. In area. Com'è stato, Pippo? Questo rigore c'era, devi essere super partes. Ma sì, secondo me ci poteva stare, anche perché è scivolato il difensore, si è aggrappato al braccio dell'attaccante della Viterbese, che ovviamente in aria non si è fatto scappare l'occasione
Pippo, siamo nei minuti di recupero? 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero, quindi siamo già al 90°? Dobbiamo aspettare altri 4 Sì, abbiamo superato abbondantemente il 90°, siamo, ti dico subito, il minuto, adesso sempre col mio cronometro, No, Pippo, 46 e 25, siamo già al 47°. Ah, quindi siamo già al secondo. Rimani in linea, Pippo, non chiudere, rimani in linea perché noi siamo sui titoli di coda. Così ci dai il finale. Così ci dai il finale Sì. e buonanotte. Allora Aldo, peccato perché comunque Buonanotte veramente. un gol sul 2-1, insomma, Guarda, era un io- ottimo risultato. Sì. Una partita maledetta, già Dall'inizio. Al quinto abbiamo subito sia il gol, poi abbiamo subito l'espulsione, probabilmente Di Mungo? quella di Mungo c'era, ma ha detto da Pippo quella di Loise è stata un'espulsione veramente voluta dall'arbitro, perché quest'arbitro lo conosciamo già, quello che ci ha fatto nella partita con il Lecce. Oggi c'è questo rigore, 3-1. Io penso che il Cosenza in casa abbia ancora tante possibilità di recuperare, perché a 2-0 passiamo noi. Il problema del Cosenza sono i gol, Ho capito, perché Franco. mentre il Rende, lo volevo sottolineare, è il miglior attacco della Serie C con la migliore difesa. 20 gol subiti, e voi mi insegnate, cari allenatori, che quando uno ha la migliore difesa solitamente si trova nei piani alti. Il Cosenza deve migliorare in attacco, era questa la Franco, domanda che in ma attesa... migliori in attacco se tu in attacco devi riesci. migliorare. Purtroppo dipende anche non solo dagli attaccanti, bisogna vedere anche il centrocampo, Chi ti mette in condizione se gli dai i palloni agli attaccanti giusti, perché questa è la situazione. Il Cosenza ha avuto 12 risultati utili, ha perso una partita e probabilmente ha perso il bando della matassa. Ritrova il bando della matassa e vedi che Braglia sa quello che deve fare e mette in condizione il centrocampista di fornire le punte per poter fare gol. Cioè non è che ci vuole soltanto un po' di applicazione in più nei moduli che Braglia sta applicando. Mister. Mister Gagliardi. Ma non ci voleva il terzo 3-1. È duro, adesso è duro. Anche se sono convinto che in casa È finita, il gol Eccolo qua, Pippo, da Viterbo. Finale, 3-1 è finita. Pippo, 3-1 è finita, allora poi Ti ringraziamo comunque di averci aggiornato costantemente, peccato per il risultato. Con un po' di bile e fegato gonfio oggi veramente. Possiamo anche dire arbitro batte Cosenza 3-1. Scusate, Brava se faccio Pippo, il sono partigiano, d'accordo. Ma è così. Va bene, Grazie Pippo. Allora, ricordiamo che il Cosenza ha perso a Viterbo la prima semifinale di andata per 3-1, per il Cosenza ha segnato Bruccini, il Cosenza ha terminato in 9 uomini, sono stati espulsi prima Mungo dopo pochi minuti e poi successivamente Loviso, mi pare. Franco, sì, successivamente Loviso. Dopo 11 risultati utili c'è stata prima la sconfitta a Caserta e adesso a Viterbo. Sì, prima la sconfitta a Caserta, adesso a Viterbo, però insomma bisogna vedere come è maturata, vedremo gli highlights, analizzeremo poi quelle che sono state le espulsioni, al di là di quella di Mungo, perché ho visto che l'arbitro si è voltato verso Mungo, erano forse a una quindicina di metri distanti l'uno dall'altro, Mungo stava rientrando dalla parte della porta avversaria, qualcosa probabilmente il furetto rossoblu avrà detto, però voglio rivedere con calma e con dovizia di particolari, magari vivisezionando il fallo o il presunto fallo commesso da Loviso, che è andato in scivolata, come ci ha sottolineato Pippo Gatto, verso un avversario che era già a terra. Qui l'arbitro, come dicevi tu prima, ha tolto il rosso diretto. Il rigore, Pippo ha detto che ci stava tutto. Cosenza che ha giocato, ripeto, in 9 uomini e che ha perso a Viterbo per 3-1, quindi 3-1 il risultato finale della gara d'andata, la prima semifinale. La gara di ritorno si giocherà al San Vito Marulla il 14 marzo alle sempre alle 14:30. 14:30. E il Cosenza sarà in diretta su Sport Italia. Silvia. Franco, il terreno di gioco del San Vito Marulla speriamo di vederlo nei prossimi giorni, diciamo che rigoglioso. Più rigoglioso, è un po' difficile. Mi dicevano gli amici Dodore Bufano, dice ma sa signor Segreto, dice ci vorrà a marzo, adesso siamo arrivati a marzo, andremo a fare nei prossimi giorni una capatina al San Vito per vedere le condizioni reali appunto del terreno di gioco, quali saranno. Anche perché mister Gagliardi, chiedo il suo aiuto da ex tecnico. Certo che, scusami, finisco, Braglia avrà il dente avvelenato perché 2 sconfitte di seguito non le manda sicuramente giù, non le digerisce e quindi sono 2 diciamo sconfitte pesanti, quella di Caserta per 1-0 in campionato e quella della semifinale di Coppa Italia 3-1 a Viterbo
al di là poi di quelli che sono stati eventuali errori commessi dall'arbitro. Mister Gagliardi, allora, sicuramente oggi il Cosenza ha giocato una partita su un campo molto pesante, si ritroverà a giocare domenica e poi giocherà nuovamente martedì. Quali accorgimenti può utilizzare mister Braglia? Anche perché in Coppa dovrà fare a meno di 2 elementi importantissimi, quali Mungo e Loviso. Mercoledì 14. Ah, è mercoledì, non martedì. 14. Mercoledì e non martedì 14. No, anche perché, no, ma ripeto, a Braglia sicuramente non starò a dare delle indicazioni, nel senso che già un esperto, che mi somiglia un po' per quanto riguarda gli anni, saprà sicuramente quello che si deve fare. Io mi corre l'obbligo di dire che è vero che siamo un po' tutti abbacchiati, no? Almeno si legge, no? Anche perché, a dire la verità, per quel che ha detto Pippo, non tutta la sconfitta è venuta dal campo, ma ci sono stati fattori tipo, tra parentesi, arbitro, che non si è comportato in una certa maniera. Io ho fiducia sul fatto che il Cosenza, con il gol segnato fuori casa, possa ribaltare il risultato. Benissimo. Benissimo, allora ricordiamo il risultato: Viterbese batte Cosenza 3-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa puntata un po' speciale. Ringraziamo i nostri ospiti, Franco Gagliardi. Grazie. Ciao, Andrea ciao, Spinelli, grazie a tutti. Salve, buonasera a tutti. E Aldo Cennamo. Salve. Grazie Franco, noi ritorniamo al lunedì, quindi lunedì prossimo alle 15 sempre su Teleeuropa Network. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!